Ciao, oggi ti dimostro come preparare la torta al caffè senza burro, latte e uova. Per prima cosa prepara il caffè e lo lascia intiepidire, dopodiché lo verso in una ciotola insieme allo zucchero. Io avevo quello di bianco, ma se tu hai quello di canna è meglio. Mescolo fino a farlo sciogliere. Verso a filo l'olio. Trasferisco il tutto all'interno del frullatore e inserisco poco a poco con le lame in movimento la farina, il lievito ed il cacao. Scusami, la parte dove aggiungo i primi due ingredienti non è stata filmata da mia madre, che ha fatto confusione ed ha scattato foto vuoto. Trasferisco il composto in una tortiera del diametro di 24 cm imburrata ed infarinata. Da notare che ho sporcato anche la tovaglia, sono una pasticciona. E cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 30 minuti. Intanto preparo la grassa, in un piatto verso lo zucchero a velo e a filo aggiungo il caffè fino a formare una sorta di cremina. Come questa, la quantità che vedi sono molto ridotte perché avevo poco zucchero a velo, ma tu segui le dosi della ricetta. Ed eccola pronta! Una torta super light adatta agli intolleranti al lattosio, a chi non può mangiare le uova o a chi è semplicemente a dieta e non vuole rinunciare a un momento goloso. Se la ricetta ti è piaciuta, regalami un like, condividila sui social ed iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto. A presto, bacioni!